Beh, è un accordo, è un progetto nuovo fatto con l'azienda sanitaria provinciale anche per ampliare quella che è la rosa dei servizi che possiamo dare ai soggetti che si rivolgono a questi programmi. Anche per una questione di raggiungibilità, l'ASP è sicuramente alla portata di tutti i cittadini, è un ente conosciuto, è qualcosa che comunque il cittadino si rivolge in maniera fiduciosa e perciò questo protocollo questa volta è stato firmato, un protocollo nuovo, è formato proprio con l'azienda sanitaria locale che ha fatto in modo, attraverso quelli che sono i suoi servizi di psicologia, di costruire percorsi individuali per ogni singolo soggetto che in qualche modo si pone a disposizione della struttura con il proprio vissuto, con il proprio disagio, e perciò è giusto dare una rosa di opportunità di percorso di reinserimento che sia attagliato alla persona stessa. Allora, questo protocollo di questa volta no, perché lo stiamo assolutamente inaugurando adesso. In passato ci sono stati dei soggetti che si sono rivolti alle strutture ma non hanno concluso il percorso. Gli strumenti che offre questo... Gli strumenti sono, abbiamo riorganizzato personalizzando a questa tipologia di, scusate se uso il termine di paziente, che non è corretto, a questa tipologia di utenti i servizi di psicologia, qualora la questura ci segnalasse la possibilità di poter prevedere un percorso di recupero per uno di questi utenti e qualora questo utente in maniera volontaria accettasse questo percorso, questa è la condizione più importante, il servizio di psicologia farebbe una prima analisi su quali sono i bisogni di questo utente, che potrebbe essere un tossicodipendente e quindi aver bisogno di un percorso di recupero dall'alcol o da droghe, o se non lo fosse un percorso soltanto di recupero psicologico per capire qual è il disagio che sta alla base del commettere violenze, perché nella maggior parte dei casi magari c'è un disagio che viene da fatti psicologici precedenti della propria infanzia. Allora in questo senso poi sarà reindirizzato dal servizio di psicologia presso le strutture o dei consultori o del DSM, a secondo quale sarà il bisogno che si vedrà.